La prima conferenza stampa di Mario Draghi inizia con 2 ore di ritardo, ma sottolinea immediatamente di aver fatto il massimo per tutti e di farlo soprattutto il più rapidamente possibile. Il capo del governo illustra il decreto ristoro e mette sul piatto 32 miliardi di misure economiche. È consapevole che al momento sono risposte parziali e promette che la filosofia del provvedimento è procedere con più fondi a tutti e risarcimenti più velocemente possibile, sia verso i lavoratori che verso le imprese. Subito dopo il dettaglio dei provvedimenti, spiegando e rispondendo alle numerose domande con i giornalisti, e in alcuni casi con il suo modo garbato e la sua ironia. Una domanda secca è quella che rivolge un giornalista. Le pesa essere considerato un salvatore della patria? Risposta distesa. Sì, ma le aspettative su di me non mi pesano. Mi auguro che le future delusioni non siano pari all'entusiasmo che c'è oggi. Questo è il minimo che mi aspetto. Altra domanda. Lei vuole fare il Presidente della Repubblica quando terminerà il suo governo? La risposta. L'orizzonte temporale nel quale si muove il governo lo decide il Parlamento. Il modo in cui io considero il lavoro è fare il più possibile e il più rapidamente possibile, ma solo il Parlamento definisce l'orizzonte temporale. Poi si sofferma sui vaccini e sul caso europeo. Cosa non ha funzionato a livello europeo? La Germania ha preso una decisione politica sulla sospensione del vaccino di AstraZeneca. È possibile dare il via libera al vaccino russo Sputnik anche a livello nazionale? Non c'è stato alcun interesse specifico tedesco, bisogna essere pratici, si cerca di stare insieme, ma qui si tratta della salute. Se il coordinamento europeo funziona bisogna seguirlo, se non funziona bisogna andare per conto proprio. Stessa cosa per il rapporto Stato-Regioni, le regioni vanno in ordine sparso e questo non va bene. Noi andiamo forte a livello nazionale, ma le regioni sono molto difformi, alcune arrivano al 25% ed altre al 5%. Poi la domanda sulla coalizione del suo variegato governo. Tutti hanno bandiere identitarie, dice ancora Draghi. Si tratta ora di chiedersi quale di queste bandiere abbiano un senso e a quali si può rinunciare senza fare un danno alla propria identità e all'Italia. E sulla scuola dichiara sarà la prima a riaprire quando la situazione dei contagi lo permetterà, riprendendo perlomeno la frequenza scolastica fino alla prima media. Ed infine una domanda sui vaccini. C'è fiducia che anche su AstraZeneca prevarrà la razionalità degli italiani? Non ho ancora fatto la prenotazione, dice ancora Draghi, ma la mia classe di età è entrata tra quelle che possono accedere alle vaccinazioni, quindi lo farò e farò AstraZeneca. Mio figlio l'ha fatto l'altro ieri a Londra, non c'è nessun dubbio, nessuna prevenzione.